Le immagini della terribile frana di San Vito di Cadore, una montagna che piange la morte di 3 persone, scorrono. In Riviera del Brenta la gente è vicina a questo nuovo dramma, ma continua a vivere tristemente il suo e risponde creando un'associazione che riunisce le famiglie colpite dal tornado, 80 in tutto, dei 3 comuni, Dolo, Pianiga, Mira. Il primo ovviamente è quello di raccogliere fondi da poter mettere immediatamente a disposizione di chi ne avrà bisogno, e poi il motivo principale sul quale puntiamo è di avere una forza, diciamo, rappresentativa che ci permetta di porci come interlocutori. Tenere accesi i riflettori, alta l'attenzione, e poi gestire i fondi che vengono raccolti in modo diretto perché possono arrivare in modo più tempestivo a chi ne ha davvero bisogno. Il problema vero è stato il tipo di informazione che c'è stata. Qui c'è della gente che non ha più un tetto. Sa di cosa parla Francesco Gislon? Dall'8 luglio con la moglie e il figlio vive in un appartamento messo a disposizione da amici. La sua casa, in via Fratelli Bandiera a Dolo, non ha più un tetto, così come quella di Daniele Pettenò. Anche lui è uno sfollato, con la madre vive a Mira. Sono in un appartamento dove il comune gentilmente paga l'affitto per 6 mesi. Il preventivo del tetto 80.000 euro, sulla casa ancora un mutuo da 70.000, 150.000 euro solo per la sua famiglia. Come pensa di pagare tutti questi soldi? Non ne ho pallida idea, perché i risparmi non sono neanche la metà. Nel senso, neanche la metà del danno che devo fare, solo per il tetto. Quindi se i muratori si fideranno ad aspettare. Un tornado che ha colpito anche il turismo, una lunga scia di segni meno per la Riviera del Brenta, meno 50% negli hotel in agosto, meno 14% nei ristoranti e nei negozi di abbigliamento. Quando un territorio in qualche modo entra nell'occhio del ciclone legato a momenti poco felici, ne fanno le spese anche quelli che sono vicino, pur non avendo avuto magari neanche un albero divelto piuttosto che una sedia rovesciata. Però per il momento la Riviera del Brenta segna il passo più di quello che è stato l'impatto in sé del tornado.